everything changes. Europet Palermo, Galassi, pronto? Con il suo mancino a metterla tesa sul secondo palo, un bacio al palo soprattutto e un capolavoro da parte di Galassi per il pareggio. Può ricominciare l'azione restituendo però il pallone al checco dello Scapicollo, ma Marazzina ci prova dalla distanza, gol regolare, gol fantastico di Marazzina. C'è un po' di confusione in campo, ma il gol dovrebbe essere convalidato. 1-0 Checco con una magia. Mainella, Flores in mezzo ancora a cercare il colpo, l'incredibile rovesciata, scusate, l'incredibile rovesciata del pareggio, un gol straordinario da parte del numero 3 dell'Italia, Massimiliano Minotti, 1-pari, un gol incredibile. Pallone, il numero 2 della Tony Pozzi Investigazioni, ora Lanzi. Allarga su Lani, fa fatica però a mantenere il pallone in gioco il numero 5, poi Severini con il mancino ed è un gol pazzesco quello di Patrizio Severini con il mancino, ha sfruttato l'incertezza da parte di Francesco Lani e ha bruciato Alessio Ripani. Offensivo, adesso di fatto è il terzino, palla dentro verso Spada che si gira e la mette proprio lì sotto il set. Partita rovesciata da 2-0 per la San Giovannella, adesso siamo 3-2 per l'FC De Angelis.